domanda? La domanda è: che sapore ha Verona? Ok? Vai, Santo, vai. Siete Hai la pronti? risposta pronta? No. Beh, per esempio l'anduia che ho portata io, ragazzi. È bellissimo, ci sono i sapori della Sicilia, il pistacchio, ci sono i sapori della Puglia, ci sono i sapori della Calabria, abbiamo tutto qui. Tantissimi sapori secondo me, dolci, salati, un po' di tutto. Che sapore ha Verona? D'Arenga. Allora, qui si sente soprattutto i bretzel degli austriaci lì che sono davanti a me, sento solo quello e la musica. La musica a sinistra, la musica a destra, la musica davanti e non sento più niente. Sono matto adesso. Meglio l'arenga o il gelato? Dai, l'Arenga, molto meglio. Verona ha un sapore romantico, però anche veramente gradevole. Siamo appena arrivati in città, abbiamo potuto assaporare quest'area di festa e di romanticismo che si respira intorno all'arena, intorno alla piazza. Per me Verona sa di tradizioni e di innovazione. Che sapore ha Verona? Spianata veronesa. Dolce, dolcissima. Per me è gli arrosticino. Non sai di pistacchio? Di pistacchio stiamo cercando di farla invadere un po' dal pistacchio, anche perché ragazzi chi non assaggia il pistacchio non fa l'amore per 3 anni, Neanche da solo ragazzo, neanche da solo, perciò